Tu sei una studentessa di quale liceo? Liceo Da Vinci. Domani prenderai parte alla manifestazione Sì, ne prenderò parte. e senti, anche se non dovessi risultare giustificata dal tuo dirigente scolastico, dal tuo preside. Non ha molta importanza per me. Domani dalle 8:30 a Treviso in via Roma, dalla palla in ferro battuto di Tony Benetton, previsti oltre 10.000 studenti per lo sciopero per l'ambiente, il cosiddetto Global Friday, che si terrà in contemporanea in tutto il mondo. La lotta contro il cambiamento climatico è una cosa molto più grande di noi, è una cosa che va portata avanti assieme e non come singoli, è una cosa che va portata avanti insieme alle scuole, con la sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi. E anche a Treviso resta il rebus dell'assenza da scuola, se cioè è giustificata o meno la partecipazione al corteo. E il giorno dopo ci porteranno la presa d'atto da parte dei genitori di aver partecipato alla manifestazione, così come ordinariamente facciamo in queste occasioni. E chi non dovesse presentare questa presa d'atto, come la chiama lei, questa giustificazione? Chi non la presenta naturalmente sarà considerato assente per altri motivi e quindi ordinariamente assente. Assente ingiustificato? In genere chi sta assente da scuola giustifica l'assenza. E se al Liceo Da Vinci il preside Mario Delle Carbonari accetterà come giustificazione la partecipazione alla manifestazione, al Duca degli Abruzzi invece servirà la giustificazione dalle elezioni che verrà conteggiata come tutte le altre a fine anno, anche se la circolare ministeriale naturalmente non obbliga i presidi ad esentare gli studenti dalle elezioni. La rete studenti di Treviso si appella alla loro sensibilità. La decisione di giustificare i ragazzi sta nel cuore ecologico dei presidi e successivamente dei professori, perché comunque riteniamo che sia assurdo che il quarto comune più cementificato del Veneto, nonché uno tra i primi per PM10 nell'aria, abbia dovuto aspettare la terza manifestazione contro l'ambiente per forse avvicinarsi all'emergenza climatica. Non parteciperanno allo sciopero, ma faranno molto di più organizzando la pulizia del territorio gli studenti di una quinta del Berto di Mogliano Veneto, perché anche se lo sciopero non servirà a cambiare le condizioni climatiche, l'importante è che si cambi noi verso l'ambiente. Evitare la plastica usa e getta, all'evitare di copertinare i nostri libri con la plastica o al semplice cambiare nelle macchinette l'involucro che contiene le merendine.